Sono Daniele, sono gestore insieme a mia moglie del rifugio Tita Barba sul costone Vedorcia. Tita Barba, mio bisnonno, costruì questo rifugio qua nel 1933 e l'ho aperto il 18 luglio del 1933. Già all'epoca frequentato da personaggi, diciamo, illustri, giocatori del calcio a Serie A che venivano su a fare un po' di ossigenazione. Bernardini, per dire un nome, commissario tecnico della nazionale del Ballon, e vari politici, personaggi illustri e tutto il Veneto che amanti della montagna. Una volta forse questa zona, i Spalti del Toro, era addirittura più frequentati di adesso. Adesso arriva tanti stranieri, una volta era più frequentati dalle nostre genti. Qui del paese per svariati motivi, pascoli, caccia, e gli stranieri per turismo. Tutte queste montagne le state scalate dal Re del Belgio, per esempio. Vedorcia si trova in una condizione favorevole, essendo un punto molto alto ma molto facilmente accessibile da chiunque. Vedorcia è un costone che ti dà la possibilità di avere un panorama splendido con tutta la catena di Spalti del Toro, Monfalconi, Cridola, e nell'altro versante le Marmarole, l'Antelao, il Pelmo, il Civetta, e quindi te sei proprio veramente in mezzo alle Dolomiti. Confina sulla cresta del confine degli Spalti del Toro con il Friuli, che anche là è una zona molto molto bella, e a sud verso il Durano. Noi conserviamo una tradizione di famiglia qua, che deriva ormai da 80 anni. Tita Barba era mio bisnonno, e quindi il rifugio deriva da una tradizione di famiglia. Tita Barba costruì questo rifugio tra il 1930 e il 1933 perché gli piaceva questa zona, perché l'era da Sottecastel e Vedorcia è l'anima del paese di Sottecastel come montagna. Gli ha sempre avuto la casera qua su, dopo anche baite, e gli ha sempre gestito la montagna in favore del paese. Lui l'era innamorato di questa zona e la pensava all'epoca di costruirsi un rifugio. L'ho aperto il 18 luglio del 1933 e lo ha gestito per diversi anni lui personalmente, con l'aiuto della moglie. Successivamente, durante la guerra, le diventò una delle più famose basi partigiane. Alla fine della guerra, ritornò nelle mani degli eredi di Tita Barba, che lo ha tenuto per diversi anni come baita privata, fin tanto che mia mamma nel 1968 l'ha deciso come papà di riverderlo come rifugio. Mia mamma l'ha gestito per tanti anni, fino al 1997, quando le mancava. Da là
per una serie di motivi abbiamo deciso di fare diversi lavori di ristrutturazione e di ammodernamenti, senza intaccare del resto la struttura che è rimasta quella dell'epoca, costruita con un blockhouse che mio bisnonno aveva imparato in Austria dove lavorava. Dal 2003 sono qua io e la moglie tutta l'estate. Noi viviamo qua di estate, 4 mesi in pratica, dai primi di giugno, appena che la neve consente di venire su, fino alla fine di settembre, quando che comincia l'autunno e l'inverno quasi a questa quota. Noi d'inverno avevamo per poter vivere naturalmente, avevamo un'attività sulle piste da sci a San Vito di Cadore. Di certo quassù è tutto un altro mondo, se noi venendo a star qua si vive in pratica come viveva le nostre popolazioni 50 anni fa, con l'unica differenza della televisione che ogni tanto si riesce a avere qualche notizia quando che si ha tempo di accenderla, perché ti sei sempre ciappata a 1000 lavori, manutenzioni, perché come potete aver visto dalle immagini tutto l'intorno, recinti e compagnia bella, lei è sempre tenuto in un certo modo. Legna da ardere, perché tutto il riscaldamento e tutta la cucina funziona a legna. Per ultimo approfitto per un ringraziamento a mio papà e mia mamma, che negli anni 60 ha avuto la volontà, la forza di riprendere questa attività dopo anni e anni e anni di chiusura, per riportare il rifugio ad essere tappa di tanti escursionisti in questa zona stupenda, tra l'altro tappa dell'Alta Via dei Silenzi. Una bellissima escursione che le da fa qua, la cima del Cadin degli Elmi, che ha delle difficoltà alpinistiche abbastanza basse. E dopo le tutti i giri per la casera Cavalette, la casera Laghet de Sora, che è nella zona verso il Duranno, e che le ha delle passeggiate veramente stupende. Apprezzamenti da parte della clientela, sia per l'accoglienza, sia per il modo di vivere qua, sia per la possibilità di fare determinate passeggiate, li avevano costantemente e sono molto orgogliosi di questa roba qua. Specialmente gli stranieri resta molto contenti di questa situazione. Noi le diamo tutte le volte che scrive sul registro degli ospiti, i commenti, e è sempre tanto generosi, sia sul cibo, sia per come che si dorme, tranquilli, sia per i panorami, sia per le possibilità di camminare, di fare delle bellissime passeggiate in mezzo alla natura. Ecco, per finire vorrei ringraziare tutte quante, la troupe che le veniste su a fare questo bel servizio, vorrei ringraziare mia moglie che sta qua 4 mesi a sopportarmi, e tutta la clientela che ne dà un grande riscontro, a voi spettatori che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, e vi rinvio a un'altra bella puntata di questa trasmissione.